Equilibrata anche il primo tempo 0-0, 8 contro 8 perché poi si è fatto male, si sono fatti male sia Artizio che Zamperini. Abbiamo preso un gol su rigore netto che c'era sul recupero del primo tempo, però ragazzi hanno reagito. Poi è logico giocare 8 contro 7 ci ha agevolato perché comunque loro anche il 7 sono una squadra incredibile, abbiamo sofferti anche il 7. Abbiamo approfittato di questo, ci dispiace dei infortuni di Mario e di Alessandro perché comunque sono giocatori che stimo, però noi abbiamo bisogno dei punti e prendere contro i più forti secondo me della Lega ci fa piacere, abbiamo sempre preso 4-5 gol a partita con loro, quindi finalmente siamo riusciti a fare una grande prestazione, sono contento, noi eravamo in difficoltà, sono due ragazzi nuovi oggi a giocare, ci hanno dato una grande mano e voglio fare i complimenti al nostro portiere oggi che ha fatto una partita fantastica, Mirko oggi è stato l'uomo in più in campo. 3 punti da Roma e abbiamo superato la Pisana, quindi era importante proprio prenderli contro la prima classifica, abbiamo dato un gran segnale, non dobbiamo mollare, dobbiamo andare avanti, dobbiamo ritrovare anche dei giocatori che ci serviranno in questo rush finale, ma sono felicissimo. Oggi non ero andato al campo non al massimo perché ero sconsolato dal fatto che eravamo in 9 con 2 persone nuove, però chi sta con me da tempo oggi mi ha emozionato, lo dico proprio pubblicamente perché hanno dato in più, hanno capito forse il mio malessere perché sono dispiaciuto di come stavano andando le cose e ringrazio tutti i miei ragazzi, anche i cardinali che stavano con me in panchina, Morezzi, Placido, Tombesi, ragazzi che stanno con me da tempo, oggi hanno dato una marcia in più, li ringrazio pubblicamente.